In occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto all'altare della patria, il comune di Montegalda ha aderito alla campagna nazionale che invita i comuni a conferire al soldato sconosciuto la cittadinanza onoraria. Fratello senza nome e senza volto, da una verde trincea t'han sepolto. Il poeta Renzo Pezzani descrisse con queste parole il milite ignoto, soldato sconosciuto, che rappresenta tutti i caduti e i dispersi in guerra e che ora a Montegalda diventa cittadino onorario. Abbiamo aderito a questa campagna nazionale dell'ANCI e dell'Associazione Medaglie d'Oro Valor Militare, che chiede di dare un riconoscimento a questa figura di soldato che nella Prima Guerra Mondiale si è sacrificato e non ha trovato poi riconoscimento, perché sono quei soldati tantissimi che non hanno avuto neanche il loro ricordo, il nome sulla tomba. La cerimonia si è svolta in Villa Gualdo, a pochi passi dalla chiesetta Monumento ai Caduti e dal Parco della Rimembranza, dove 100 anni fa, in occasione dell'inaugurazione del tempietto, erano stati piantumati 62 alberi in memoria dei caduti montegaldesi. Ci piacerebbe molto riprendere quello che era il segnale che i nostri nonni avevano fatto, magari mettendo delle targhette con i nomi dei nostri concittadini caduti durante la guerra.